Luca Zaia, un successo che è andato persino oltre le sue stesse aspettative, anche lei era sceso in campo per vincere, si era sempre detto convinto, ma insomma queste percentuali hanno sorpreso lei stesso? Sì, decisamente sì, ci sono tre componenti da ricordare: il governatore più votato d'Italia con oltre 1 milione di voti in queste elezioni, il governatore che passa per unico la soglia del 50% e soprattutto ricordiamolo il governatore che ha una regione dove i veneti sono la prima comunità in Italia che è andata a votare per affluenza alle urne. Diciamo che è un'investitura importante che ci dà un grande senso di responsabilità ma anche una grande carica per fare. Da dove si riparte? Quale sarà la prima priorità? Ma si riparte dal fatto che noi non abbiamo assolutamente perso un istante di amministrazione, vogliamo continuare e ci sono dei temi aperti che sui quali vogliamo confrontarci. C'è il tema del lavoro, abbiamo 760 milioni di euro da dedicare al mondo del lavoro e dall'altro però voglio anche ricordare che abbiamo il tema dell'autonomia, dell'indipendenza, che sono temi che vorremmo trattare e soprattutto con questa elezione che di fatto è diventato un referendum vogliamo anche che il governo adesso dia risposte. I suoi avversari sbaragliati, la Moretti insomma rimane decine di punti indietro, se lo aspettava. Sì, 27 punti indietro non sono pochi. Io direi questo, che forse questa elezione ha una caratteristica: non sentiamo i soliti commenti dove tutti hanno vinto. Qualcuno vorrebbe a questo punto, sulla scia di questa investitura, Luca Zaia leader nazionale. No, guardi, io mi occupo della regione e i veneti hanno bisogno di un governatore che governi bene questa regione. Autonomia per il Veneto? Autonomia per il Veneto, ma tante altre iniziative e soprattutto un fronte contro Roma se Roma tenta di portarci via i soldi.